Io non festeggio San Valentino perché secondo me San Valentino è tutto l'anno. E quindi però comunque riceverà qualcosa. No, perché no, perché secondo me, cioè, bisognerebbe ogni giorno essere grati per l'amore che riceviamo e che diamo agli altri, quindi io non sono per San Valentino. Comunque faccio gli auguri a tutti. Siamo in consegna, c'è chi pensa per la moglie, chi pensa per le bambine, per le figlie, quindi un San Valentino dove hanno pensato un po' a tutti. Si continuano a regalare i fiori, alcuni sono solo dei pensieri, altri sono delle cose un po' più importanti, però comunque è una festa ancora sentita, sì. Mi ha regalato queste e poi un quaderno con la tavola periodica perché io faccio lo scientifico al Da Vinci e questo astuccio. Mi basta amore. Già quello è un regalo, Mi ha portato fuori a pranzo perché è il mio onomastico. Quindi festa doppia. Esatto. Sì. E quindi il regalo è questo o c'è qualche altro pensierino magari? Chi lo sa, magari stasera arriva qualcos'altro, non lo so. Vedremo. Sorpresa. Ho fatto un pensiero, proprio un pensiero con la mente e sto aspettando qualcuno. Quindi waiting for a friend è un'attesa. Però non regalo nulla. Io personalmente non regalo nulla. Attendo. Dove stai andando? Da mia moglie. Dalla moglie? Sì. Hai preso un bel pensiero? Sì, sì. E ti aspetti che anche lei ti abbia fatto qualcosa quando arrivi? O te ha già Sì, fatto? sì, mi ha fatto anche lei. Ti ha già fatto? Sì, Cosa sì. ti ha fatto? Boh, non so, vediamo. Ciao, grazie. La giornata degli innamorati e quindi auguro a tutti gli innamorati della città di Treviso di godersi questa bellissima città e questa bellissima giornata, ma soprattutto auguro a tutti gli innamorati questa sera di lasciarsi travolgere dall'amore che li unisce. Dimenticatevi i problemi, li riprenderemo per mano domani mattina, ma questa sera veramente godiamoci l'amore, godetevi le proprie fidanzati, mariti e mogli e non pensate ad altro. Viva l'amore!